Presidente. Allora, noi altri facciamo parte della maggioranza, anche se è una maggioranza critica. Però, di fronte a questi emendamenti qua, mi vergogno a votare contro. Cioè, dobbiamo prendere coscienza delle cose che stiamo facendo. Siamo il Consiglio regionale del Veneto e dovremmo fare gli interessi dei veneti. Almeno ho messo qua per questo, questa è la mia idea. E votare questi emendamenti qua, ma veramente, voterò allineato alla maggioranza, ma è vergognoso che noi altri non pensiamo ai bisogni che ha i nostri concittadini fuori da questo Consiglio qua. Cioè, veramente, siamo coscienti di quello che stiamo facendo? Perché siamo di dire no a delle persone, a delle situazioni di gravissima difficoltà, di sopravvivenza, no? Di altre cose, di uno che va a teatro, che va di qua, di sopravvivenza. E quindi noi altri adesso ci troviamo a votare queste robe che, vi dico veramente, il cuore grida vendetta il mio cuore, votando no. Noi altri, è a chiave, ma scusa, con tutte le richieste che avete fatto voi altri, il libro dei sogni del Ruzzante che ha chiesto 100.000 cose, e tutte le robe che dice sicuramente tante di giuste, noi altri a chiave per rispondere a tutte queste robe qua, e avevamo votato insieme, e se qui ad indire referendum, che avevamo paura per spendere 14 milioni di regione, spendiamoli, dimostriamo al governo centrale che noi altri non vogliamo più stare con loro, perché a queste condizioni non restiamo più. Ma ti me guardi Laroni, ma che altre soluzioni che abbiamo? Da dire che no è gente che non paga l'affitto, da dire che no ai lavoratori che si casa. Se siamo indipendenti, che abbiamo una differenza tra il dare e l'avere, tra i 77 miliardi che paghiamo di tasse e quello che Roma ne ritornano gli altri dei 22 miliardi. E allora con 22 miliardi ne altri tante cose potremo risolverle, ed è questa la chiave, non che ne sia altre, perché sennò qua adesso noi altri, quanti assessori sei? Perché siamo in 3-4 che vi votiamo contro e non passa neanche l'assestamento, avete capito? Quindi preoccupatevi che sia assessori in aula, perché di fronte a queste cose qua, di fronte a questi no, che noi altri siamo qua invece per proteggere questa gente qua, siamo qua per fare i loro interessi e siamo costretti a dire no, e giustamente, provocatoriamente, come diceva Pette, no, in compenso 40 milioni, ma ho capito bene che ne abbiamo già da 23, Ruzzante, cosa se 40 più 23, 120 miliardi delle vecchie lire, ma c'è una roba pazzesca, ma è procura, se ha già mosso per questa roba pur no, che sarà un vulnus dove che si può attaccarsi, non è possibile. Non mi basta adesso che la gente mi dica ma queste robe qua, 120 miliardi e dopo non chiediamo 1 milione a chi che ha bisogno. No, ma vergognosa, vergognosa. Mi vi invito a prendere la responsabilità e nonostante che non ci sia 14 milioni per fare referendum, indirlo e dopo passiamo che a Corte dei Conti ne venga a dire ma almeno che avremmo fatto qualcosa per la nostra patria, il Veneto è la nostra patria e chi per la patria muore vissuto è assai, lo ha detto un terrò, ma sono d'accordo con lui. Claudio Senigallia, prego. No, solo per precisare il dato di prima, che avevamo ragione se io